Cameriere? Il signore desidera? Io non desidero, voglio. Il signore vuole? Anzi no, esigo, fermamente esigo. Esigo, esigo. Io questa voce l'ho già sentita. Cosa esige il signore? A lei non interessa, lei è il cameriere, il semplice cameriere, e io sono il cliente, il rispettabile cliente. E allora mi porti da mangiare subito. Se il signore si degna di dirmi quale cibo vuole? Quello che mi pare e piace. A lei non interessa, capito? Mi porti da mangiare subito. Scusi, signore, non si ecciti oltremodo, ma se ella non mi dice quale cibo ella vuole, io non posso arrogarmi il diritto di cibarla secondo i miei gusti, le pare? Ripeta quella risatina. Sì? Bella faccia da idiota. Il signore trova? Io trovo che lei è un imbecille. Calma, Peter, calma. Perché ella mi offende così, o signore, senza ragione apparente? Perché mi piace. Oh, guarda che roba. Ma non si è accorto che io lo prendo sempre in giro? Beh, ditemi un po', avete del risotto alla milanese? No, signore, dolentissimo risotto alla milanese non ne abbiamo. Però abbiamo tagliatelle e abbiamo riso e lenticchie. Oh, lenticchie? Sì. Benissimo. Portatemi un risotto alla milanese. Scusi, signore, forse ella non ha bene capito o io mi sono mal spiegato. Ma io le avevo detto poc'anzi che risotto alla milanese non ce n'è. Ho capito che non ce n'è, per questo che ho ordinato un risotto alla milanese. Peter, calma. Scusi, signore, se ella con quella squisita sensibilità che la distingue ha ben compreso che risotto alla milanese non ce n'è, poiché ella seguita reiteratamente a chiedermene. Perché io la prendo in giro, non si è accorto dal momento che sono entrato che la sto prendendo in giro. Insomma, mi faccio gioco di lei e la prendo per il bavero. Bene, signore. Se prendermi per il bavero, non so io, la felicita, le do una nota di gioia, faccia pure. Se le aggrada, io sono qua per servirla. Ma che razza di uomo è lei? Idiota! Insomma, si arrabbi, perché lei non è un uomo. Le ordino di arrabbiarsi. Signore, io non sono capace di arrabbiare. Andiamo, s'arrabbi, le ho detto. Oh! S'arrabbi. Ma arrabbio subito. Oh. S'arrabbi. Sì, mi guardi, eh? Sì. Giù. Aspetta. S'arrabbi? Ullo! Uffa, mi viene da ridere sto cavallo. Ma lei è un disgraziato, ma lei non ha sangue nelle vene. Ma insomma, ma non c'è neanche gusto provocato. Un momento. Venga qui. S'arrabbi. Perché? Per alcune gocce d'acqua aveva giusto sete, io aveva. No! Oh! Insomma, venga qui. Mi dia un pugno. Mi dia un pugno. Dove, sulla mano? Qui. Forza. Posso darlo? Sì. Che idiota. Che schifo. Calma, Peter, calma. Adesso mi vendico io. Dunque, si mette la mano, poi lui dà il pugno e si tira via la mano. Mi dia un pugno. Dove? Qua. Oh, vado via, mi porti un brodo. Disgraziato. Peter! Il Milan l'ha segnato una seconda volta! No! Sì! Chi ha segnato? Sì, Gali, te testa! No, che tempo è? È il secondo! Oh, scusate, quale tempo è? È il secondo! Il secondo! Mi tenga informato! La sa fate Grazie mille! Sta risalendo la classifica, ce la farà, Chi? ce la farà!
Il Milan Ah, è la mia squadra. cosa mi dice? È la sua squadra. Sì. Bella squadra, bella. Grazie. Io credevo che lei fosse un signore collerico e ingiusto. Invece vedo che è sereno ed è un bravo valutatore obiettivo. Sì, sì, una bella squadra di brocchi. Sì. Calma, Peter. Calma. Signore, il Milan non è una squadra di brocchi. No. No. Ah, e quel cadavere vivente di Schiaffino dove lo mette? Signore, permette che venga un altro cameriere a sostituirmi? No, non mi piace tanto parlare del Milan con lei. Sì? Sì, Mi piace? tanto. Dirò che il Milan è una bella squadra, il Milan. Sì. E Schiaffino è un grande giocatore. Ha capito? Vabbè, non ne parliamo più. Allora mi porti un carciofo? Grazie di aver cambiato discorso. Carciofi non c'è. Bene, mi porti un cucchiaroni, più carciofo di lui. Calma, Peter, calma. Il cucchiarone non è un carciofo. Sì. Il cucchiarone è la più grande ala che esista in tutto il campionato. No, cosa Cucchiaroni, ma c'è no. poco da no. Poco da noi. C'è poco da noi, un merda. È un gran giocatore, Cucchiarone. Lei stia calmo. Ma stai calmo tu, bambinetto, stai calmo lì. Stai calmo, là, stai calmo. Ah, sì? Cucchiaroni. Ma mi faccia il favore, la migliore ala è Scoglu. Ma fa di nomi disgraziato, Scoglu. Deficiente di una sberla, mi disgraziato. Scoglu. Cretinetti, cosa c'ha Scoglu di te? Sei gas, Scoglu, sei gas. La rimessa, c'ha il ballo. E che la bella rimessa, ti la ballo, e che la rimessa, sei gas, Scoglu. Fede, 3-0. È vero, ci hai segnato. Cucchiaroni. Stia calmo, ma non gridi tanto, che tanto il Milan quest'anno finisce in B. Voi delinquenti! Voi ammazza bambini! Eh? Voi diabolico! Guarda, io ti una roba in scena, io ti conteso! Voi disgraziati! Voi delinquenti! Ma che mica siete scordi! Delinquente! Io mi rinviviamo tra Biden! Stia calmo! Invece di scegliere da voi! Non metta il mano Ma addosso! stupide scelte come! Per il Milan in B! Insomma, perché si arrabbia tanto? Io capisco, avessi parlato male dell'Inter, ma vuole il Milan, andiamo su! L'Inter la vede dire! Sì,